Don Giuseppe Russo, un incontro per presentare un libro e parlare di Agrigento, un Agrigento da amare. Perché? Come nasce questa necessità di scrivere un libro proprio su questo tema, fare appello all'amore per questa città? Io sono un redentorista. Io ho cercato di scrivere tanto, ho scritto tanto in questo libro per spingere di trovare il modo di far risorgere questa città, non far fuggire i propri figli, ma la situazione è difficile ed è impossibile. Chi ha il potere conviene tenere i cittadini in questo modo. Sant'Alfonso è una delle chiese più belle, certamente, di Agrigento. C'è un turismo che la cerca? Beh, vengono, entrano, lì di pomeriggio noi la teniamo sempre aperta, almeno dalle 17:30 fino alle 9 di sera. Vengono, passano, però il turismo, come dicevo poco fa, è un turismo, non so, tocca e fuga. Secondo lei di cosa ha bisogno questa città per risorgere, come dice lei? È difficile da domanda. Cosa ha bisogno? Secondo me amministratori diversi di quelli che abbiamo avuto sino adesso. C'era stata la possibilità di poter avere grandi finanziamenti, ma come io da forestiero sono riuscito ad avere 3 milioni di euro, da forestiero io sono venuto qua, è un comune che non riesce a sanare il centro storico, hanno avuto una legge speciale, non hanno fatto i progetti, non so, l'Argentina è indolente secondo me, non lo so come è combinato. Il professore Russo parlava della necessità di amare questa città e l'Accademia di Belle Arti Michelangelo ha fortemente mostrato amore per questa città nel tempo, anche con questo incontro, un libro che parla di come amarla. Io dico che gli agrigentini tutti amano la città, ognuno lo ama a proprio modo, anche quelli che erano di destra, di sinistra, di centro, di sopra, di sotto, tutti hanno amato la città, ma l'hanno amato in maniera distruttiva, non per il bene della comunità. Molte volte l'hanno amato per i propri interessi personali, purtroppo, è inutile dirlo e nasconderlo. L'Accademia ha 40 anni di attività. E ora qui nella sede del centro storico e cerca di mettere in risalto i problemi della città e i fatti che possono anche essere rimediati. Non dobbiamo pensare sempre negativamente, dobbiamo cercare di dare a tutti, specialmente ai giovani, speranza, perché la cosa importante per i giovani sono ragazzi che girano per la città, studiano, ma li vediamo la sera davanti alle piazze o ai pub, sono ragazzi senza speranza, quindi la politica di Agrigento ha tolto ai giovani la speranza e questo è stato molto, molto negativo. Oggi l'incontro con Don Giuseppe Russo, un prete, diciamolo, contestato, purtroppo mi dispiace da cattolico ed ex allievo salesiano dire questo, può essere un prete contestato dai laici, dalle persone, ma tante volte lui è stato contestato purtroppo dagli stessi confratelli di Agrigento. È una persona che ha dato molto per la città di Agrigento, sta dando molto, qualcuno dice che i redentoristi devono andare via da Agrigento, perché non lo so, cioè io lo so perché, ma molti non lo sanno, perché si hanno altre idee nel palazzo dei redentoristi, fondato allora da Sant'Alfonso dei Liguori, Agrigento, si vogliono fare attività commerciali, attività di turismo, di B&B e questo è veramente una vergogna. I preti pensano a riempire le chiese di giovani